Nei primi 8 mesi del 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, negli alberghi e nei campeggi veneti gli arrivi sono mediamente aumentati del 5,6% e le presenze del 2,4%. I dati sono stati presentati dall'assessore regionale al turismo Federico Canera all'apertura del 14° workshop internazionale del turismo del Veneto. Tra i luoghi con la maggiore crescita il lago di Garda e le località montane, dove gli arrivi sono cresciuti quasi del 10%. Positivo anche il settore balneare, più 4,4%, e quello delle città d'arte, più 4,7%. Gli stranieri sono sempre 2/3 degli arrivi e delle presenze in Veneto, in particolare il nostro punto di forza sono sempre gli stranieri di lingua tedesca, quindi tedeschi e austriaci, però abbiamo avuto un incremento anche di turisti francesi e di turisti oltreoceano americani. Purtroppo abbiamo avuto un calo, per le ragioni note a tutti, degli turisti di madrelingua russa, che per le questioni relative all'embargo e al crollo del rublo purtroppo abbiamo da questo punto di vista un'inflessione negativa. La Regione Veneto, ricorda Canera, ha denunciato fin da subito questa politica sbagliata a livello europeo e internazionale dell'embargo nei confronti della Russia. Il danno per le aziende del nostro territorio è stato enorme. Ha portato non solo dal punto di vista turistico i cali che oggi discutiamo, ma soprattutto un danno economico diretto e indiretto per tutte le imprese. Io che mi occupo anche di commercio estero e internazionalizzazione delle imprese, posso dire che c'è un danno di $500 miliardi legato alle produzioni agricole e non della piccola e media impresa veneta, che purtroppo non esporta più in Russia come prima.